Amici sportivi, appassionati di hockey su pista, buonasera da parte di Stefano Blanchetti e innanzitutto, per prima cosa, buon anno a tutti, buon 2025. Sabato 4 gennaio è la prima gara del nuovo anno per quanto riguarda l'hockey pista italiano, la Serie 1, che coincide con l'ultima giornata del girone di andata e dunque una giornata di verdetti importanti per quanto riguarda il tabellone di Coppa Italia, e durante questa telecronaca andremo a parlare, a vedere un po' tutte le possibili combinazioni che usciranno da questi ultimi 50 decisivi minuti. Una serata che coincide con il grande classico dell'ultimo decennio del nostro hockey, vale a dire Amatori Vasken Lodi contro Caniccia Motor Club Forte dei Marmi. In due parole, Lodi Forte, il grande classico, vedete in pista già con la seconda maglia, quella bianca con inserti rosso-blu, la formazione campione d'Italia di Mirko De Gerone. Tra poco, come di consueto, sotto le note dell'inno due colori entreranno in campo i padroni di casa di Pierluigi Bresciani. È una ultima di andata fondamentale, Lodi Forte torna ultima di andata come lo fu nel campionato 2017-2018, allora si giocava per il primo e secondo posto e poi le due squadre si ritrovarono in finale scudetto. In questo momento si lotta soprattutto per il secondo posto, che oggi è del Forte dei Marmi con 29 punti, un Forte che arriva a questa sfida dopo un ottimo girone d'andata sino a questo momento. Una sola sconfitta, è la squadra che ha perso di meno al Capannino di Follonica, la vittoria di 2 giornate fa del Paladante di Trissino, unica squadra ad aver vinto al Paladante negli ultimi 2 anni, e questa è chiaramente un segnale importante che la formazione rossoblù ha mandato al campionato e alle concorrenti, perché è vero che è un Forte certamente ridimensionato dopo la scorsa trionfale stagione con Alessandro Bertolucci in panchina e con la doppietta scudetto Coppa Italia. Ha perso tanti elementi importanti, ma resta una squadra più corta sicuramente, certamente più giovane, ma che continua a confermarsi di alto livello. Ecco che entra in campo l'Amatori Vasken Lodi, che invece arriva a questa sfida dopo un altrettanto buonissimo girone di andata sin qui, soprattutto sotto il profilo delle prestazioni. Il Lodi non è certamente mai mancato, anzi, ma l'ultima sconfitta nel match prenatalizio nel derby di Monza, una sconfitta anche figlia di un'assenza pesante come quella di Capitan Grimald, che ha dovuto scontare la squalifica per il rosso di Grosseto, ha complicato un po' una classifica che adesso vede il Lodi a 25 punti, a pari a Follonica e Bassano, ma virtualmente in quinta posizione per la classifica avulsa. E ovviamente l'obiettivo principale di questa serata per Bresciani e i suoi è quello di cercare di guadagnare almeno una posizione per avere il quarto di finale di Coppa Italia in casa. Dipenderà questo chiaramente dalla super sfida che tra poco vedremo qua al Palacastellotti, ma anche da quello che succederà sulle piste di Sarzana e Valdagno, dove sono impegnate il Follonica e il Bassano. Grande sfida e tanti ingredienti, tanto interesse per questa che è stata, ormai lo sapete tutti, la partita con la P maiuscola dell'ultimo decennio dell'hockey italiano. 4 finali scudetto, una finale di Coppa Italia, 3 finali di Supercoppa, e solo nelle ultime 2 stagioni 2 volte semifinale scudetto, un quarto di finale di Coppa Italia, una semifinale di Coppa Italia e pure 2 sfide di Champions League nella stagione 22-23. Dunque davvero tantissime storie, tantissimi precedenti, tanta rivalità anche cresciuta negli anni tra queste due squadre, che stasera si giocano punti importanti. Lo abbiamo detto, soprattutto per il Lodi, il Forte in ottica Coppa Italia è già certo almeno della seconda posizione, virtualmente potrebbe anche finire primo, ma il Trissino domani ha un impegno
sulla carta piuttosto agevole in casa contro il Giovinazzo, e dunque è difficile che la formazione di Sousa, reduce da un finale complicato di 2024, possa lasciare altri punti, ma comunque ha 4 punti di vantaggio su quelle dietro, e dunque un risultato positivo a Lodi potrebbe essere un bel mattoncino per consolidare la seconda piazza, che Lodi, dopo aver raggiunto, vuole anche provare a ritrovare. Vediamo le formazioni delle due squadre che vedete schierate a centro del campo. Partiamo col Forte, chiedo a Francesco Rizza in regia di mandarle, eccole qua le formazioni delle due squadre. Forte con Riccardo Gnata capitano, maglia numero 22, e Raffaello Ciupi col 44 il suo secondo, poi col 5 Federico Ambrosio, 6 Andrea Borgo, 7 Diego Chereches, 17 Piercarlo Cacciaguerra, 33 Gabriel Ambrosio, 55 Patricio Ipinasar, 87 Francisco Ipinasar, 99 Ric Torner, l'allenatore Mirko De Gerone. Passiamo all'Amatori Lodi con Valentin Grimalt, che torna appunto tra i pali dopo l'assenza di Monza, col numero 12 il capitano, e Riccardo Porchera col 49 il suo secondo, poi col 4 Lorenzo Giovannetti, col 5 Alessandro Faccin, col 7 Pablo Nachera, col 9 Felipe Fernandez, col 44 Davide Nadini, col 63 Morgan Antonioni, col 68 Liam Bozzetto, col 77 Francesco Checco Compagno, allenatore Pierluigi Bresciani. Gli arbitri della partita li vedete schierati: Filippo Fronte di Novara, Josef Silecchia di Giovinazzo, ausiliario al tavolo il signor Gabriele Marini. Questi i 20 protagonisti di questo super big match che apre il 2025. Ricordiamo che tra le tante storie, tra i tanti temi di questa sfida, c'è ovviamente la presenza di molti ex nel Forte dei Marmi. Sono rimasti in 2 dopo che per diverse stagioni il Forte ha avuto veramente una colonia di ex giallorossi. Ora sono rimasti Federico Ambrosio con la maglia numero 5 e Ric Torner, entrambi a Lodi hanno vinto scudetto e Coppa Italia, dunque hanno marchiato comunque a loro modo la storia nel Lodi. Altrettanti ex importanti con i 2 Forte Marmini Doc, Giovannetti e Antonioni, più naturalmente Gigio Bresciani in panchina, e poi il più fresco degli ex, Checco Compagno, che proprio da Forte, dalla stagione dell'anno scorso, dove che ha segnato il suo ritorno in Italia e nella quale ha marcato subito una grande differenza, segnando gol importanti in rossoblù e vincendo scudetto e Coppa Italia, è tornato a Lodi, e anche qui diciamo che una grande differenza la sta marcando in questa stagione. Non a caso è il miglior marcatore dei giallorossi con 15 reti. Dall'altra parte il miglior marcatore non è Federico Ambrosio, che pure ha fatto 10 gol in 9 partite, virtualmente solo perché ne ha saltate 3 per infortunio, ma è Andrea Borgo. E a proposito di Andrea Borgo, che ha fatto 12 gol e ha avuto un grande impatto in questo avvio di stagione di ritorno a Forte dal prestito di Montebello, a proposito di Borgo, dicevo, nello scorso mercato fu accostato a lungo proprio all'Amatori prima che si aprisse la situazione di ridimensionamento a Forte, e prima che la società lodigiana riuscisse a fare il blitz compagno, ma poteva essere un giocatore del Lodi quell'Andrea Borgo, che adesso sta ottimamente facendo in maglia rossoblù. Ultimi preparativi per le squadre, tutto pronto per questo super big match. Andiamo solo a vedere quali altre partite si giocano in questa serata, e come vi ho già ragguagliato, naturalmente daremo un occhio attento anche alle altre piste, perché soprattutto per quanto riguarda la situazione dell'Amatori bisogna tenere d'occhio il Palalido e il Vecchio Mercato. Quindi si gioca appunto Valdagno Bassano, Sarzana Follonica, le due partite che interessano da vicino il Lodi.
Grosseto Novara, col Grosseto in questo momento ottavo e che con una vittoria entrerebbe in Coppa Italia. Alle 21 comincerà anche Viareggio Monza, anche il Viareggio virtualmente ha chance di entrare in Coppa Italia. Poi domani completano il quadro Trissino Giovinazzo e il derby tra Montebello e Sandrigo. Nel corso della telecronaca vi ragguaglieremo anche sui movimenti di mercato, ma intanto sta per cominciare l'Odiforte. Ecco il fischio di Filippo Fronte, è iniziata la sfida. Vediamo subito le formazioni delle due squadre con Grimalt, Nahera, Giovannetti, anzi Faccin e Fernandes per il Lodi. Quindi una formazione diciamo sulla carta a trazione anteriore con Faccin e Fernandes, 20 gol in due in prima linea, mentre intanto occhio subito alla prima conclusione rossoblu con Grimat che richiama i suoi a maggiore attenzione. Dicevo, una formazione con i due attaccanti che ottimamente stanno facendo insieme naturalmente a compagno Naera. Dall'altra parte Ignata, Francisco e Pato Ipinasar, Ambrosio e proprio Borgo. Parte fuori Torner, mentre la diagonale di Naera termina fuori non di molto. Dicevo, fuori Torner che non è al meglio a causa di un attacco influenzale che lo ha debilitato nelle ultime settimane. Tanto fischio di Silecchia perché è rimasto colpito in uno scontro penso fortuito Pato Ipinasar. Subito i sanitari a controllare le condizioni dell'argentino. Altro arrivo da Montebello e altro arrivo di grande impatto. Forte insomma può contare su 5 giocatori di movimento di fondo, oltre ai tanti ragazzi del settore giovanile che sta portando su a turno Mirko De Gerone, e devo dire che comunque insomma stanno avendo un grande impatto sulla stagione. Sia Borgo che Pinazzar hanno fatto molto bene. Adesso Pato Ipinasar è costretto ad uscire proprio per questo colpo al volto. Ci auguriamo naturalmente che non si tratti di nulla di grave. Dentro subito allora Eric Torner che, come vi dicevo, non è al meglio a causa di un problema influenzale. Se l'idea diciamo era quella di risparmiargli qualche minuto soprattutto all'inizio, piano non riuscito per Mirko De Gerone a causa di questo incidente a Pato Ipinasar. Avete visto intanto la conclusione di Fernandes che è terminata alta oltre la traversa di Riccardo Gnata. Occhio a Felipe Fernandes che è sempre bello caldo quando vede il rossoblu del Forte dei Marmi. 9 gol per lui in 16 partite contro il Forte da quando è arrivato in Italia. Qua intanto Faccin blocca una palla che pericolosamente si stava insinuando nell'area giallorossa. Di nuovo Lodi in avanti con Compagno. Fernandes dietro porta per Ale Faccin. Studia il piazzamento dei compagni, poi riscarica per Pablo Nahera a rimorchio. Per Faccin, traversa piena. La migliore occasione di questa prima parte di gara sulla stecca di Ale Faccin con la sua classica conclusione di prima intenzione, liberato da Pablo Nahera. Tanto Compagno recupera la sfera, Compagno, Gnata lo chiude e poi Pippe gol, Felipe Fernandes, il tapin vincente. Lo avevamo detto, il portoghese è abbastanza caldo quando vede rossoblu. Qua l'inserimento di Compagno, Gnata che respinge e poi Fernandes che corregge in rete. La palla del vantaggio dunque dopo 2 minuti e 17 secondi la sblocca Felipe Fernandes, 10° gol per lui in campionato.
proprio su nell'ingresso, mentre arrivavano, magari l'avrete sentito scaldarsi un po' il Palacastellotti, perché stavano entrando i supporter del Forte, che qua ha subito la chance del pareggio con Borgo, che ancora una volta scuscia via alla difesa lodigiana. E certamente bisognerà fare molta attenzione, perché insomma è un fattore, lo abbiamo detto, Andrea Borgo. Lodi in vantaggio, dunque si scalda il Palacastellotti per il gol del vantaggio firmato Felipe Fernandez, 10ª rete per lui in campionato. Ottima stagione la sua, non solo dal punto di vista realizzativo. Tanto Faccin lotta con 2 all'angolo, qua Borgo fermato molto bene dal Lodi. Che continua a manovrare, Compagno, conclusione deviata che termina larghissima. Poi arriva il fischio di fronte. Palla che sarà giallorossa. Si è popolato anche il settore riservato ai tifosi Forte Marmini. Compagno, Nájera, Faccin proprio per Fernandez, scarico dietro porta per Compagno, non fortunato sulla balaustra. Il Forte in qualche modo spazza ma fatica ad uscire. Compagno, la pressione altissima di Ambrosio che gli soffia a sfera, poi arriva il fischio per il primo fallo di squadra dei padroni di casa. Forte che nelle ultime sfide viste al Palacastellotti, ma anche per esempio in quella disputata quest'anno a Trissino e vinta per 3-2 proprio un paio di giornate fa, ha sempre avuto un atteggiamento molto compatto e molto accorto. È una squadra, quella di De Gerone, ben organizzata e che sa difendersi benissimo per poi colpire in contropiede. E anche nella scorsa stagione, per esempio in gara 4 di playoff, o 2 anni fa nella gara di regular season, venne a Lodi con quel tipo di atteggiamento, nonostante una squadra piena di campioni. Atteggiamento che pagò, perché in entrambi i casi con un'ugnata insuperabile il Forte portò a casa vittorie per 3-4-0, al netto di una prestazione dove l'Amatori sicuramente aveva fatto più gioco. Abbiamo chiesto a mister Bresciani alla vigilia se si aspettasse lo stesso atteggiamento anche stasera. Tendenzialmente sì, ci aveva risposto, anche proprio per una questione di risparmio di energie, no? di risorse, vista la rosa non lunga dei rossoblù. Questo gol di Fernandez un po' costringerà la squadra di De Gerone a rivedere un attimo i piani. Ancora Fernandez dietro porta dopo la conclusione di Faccin, che poi si butta praticamente quasi cercando di realizzare un gol in estensione. Forte che ci riprova e che adesso riparte da Eric Torner, mentre vediamo Patto Ipinasar ancora in panchina col ghiaccio sul volto. Faccin recupera un'altra sfera su una brutta uscita di Torner, poi Fernandez qua cerca Compagno ma non lo trova. Torner, scivola Nájera, Torner, conclusione respinta proprio dal connazionale con la maglia numero 7, che ne ha preso il posto 2 stagioni fa in maglia giallorossa e nella cabina di regia della formazione di Pierluigi Bresciani. Spazzagnata, arriva Faccin che lotta, arriva il fischio
di fronte a punire l'intervento del Lodigiano. E già il primo time out per la panchina versiliese, per Mirko De Gerone, quando sono passati 5 minuti e 43 secondi nel corso del primo tempo. Il Lodi è in vantaggio per 1-0 con il 10° gol in campionato e il 10° gol al Forte dei Marmi di Felipe Fernandez, che tra poco rivedremo. Lodi che ha colpito anche una traversa con Faccin che abbiamo appena visto. Questo invece è il gol di Fernandez sull'iniziativa di Compagno. Sponda rosso-blu, un paio di conclusioni, uno spunto di Borgo che però non ha tolto il sonno a Vale Grimalt, anche se naturalmente bisogna sempre fare molta attenzione a una squadra forte e abituata a questo tipo di gare, abituata soprattutto a gestire mentalmente i vari momenti della partita, come quella campione d'Italia di Mirko De Gerone. Nessun cambio nei due starting five, eccezione fatta per quello a cui è stato costretto praticamente dopo nemmeno 2 minuti De Gerone, vale a dire l'ingresso di Torner per Pato Ipinasar. Ambrosio cerca una palla difficile per Borgo, la intercetta Compagno, pensa al tiro che poi diventa anche un mezzo assist per Faccin, palla che termina alta, ha caricato per provare ad andare al tiro Checco Compagno, non una rasoiata che stava diventando buona per Ale Faccin, la palla si è impennata sopra la traversa. Dunque nulla di fatto, 3 falli di squadra Forte, 2 Lodi, per dare un occhio anche al metro arbitrale che vogliono tenere Fronte e Silecchia in questa sfida. Fernandez, Faccin, Nahera, Compagno, va via Compagno dietro porta, poi cerca Nahera, capisce tutto Ambrosio, pesca Torner a largo per Ipinasar, buono il numero di Ipinasar, poi Fernandez 2 volte prezioso in fase difensiva sull'iniziativa di Francisco Ipinasar, che ha fatto tutto bene. Ambrosio, Ipinasar, Borgo per Torner, ancora Borgo, palla dentro che si alza troppo secondo Silecchia, allora riprenderà il Lodi con Compagno. Fernandez, Nahera, Compagno, ancora Fernandez, la manovra del Lodi che, avendo una panchina più lunga del Forte, può naturalmente provare ad alzare il ritmo per cercare di mettere in difficoltà anche atletica la formazione rossoblu. Qua la chiusura di Compagno sull'accelerazione di Borgo. Nahera, Compagno per Fernandez, Nahera mette una mano a terra, voleva un intervento da parte degli arbitri sul contatto con Borgo, non è così, si gioca. E intanto arriva il primo time out anche per Gigio Bresciani dopo 7-8 minuti e 10 secondi. Sempre 1-0 il punteggio. Sulle altre piste, a parte a Viareggio dove si è iniziato, come vi dicevo, alle 21, tutte gare sbloccate, con il Bassano in vantaggio a Valdagno per 1-0,
e questa naturalmente per il Lodi non è una buona notizia. 1-1 tra Sarzana e Follonica, e Grosseto avanti 1-0 sul Novara, risultato che, come vi dicevo a inizio telecronaca, permetterebbe alla formazione di Massimo Mariotti di centrare l'8° posto, che varrebbe la qualificazione in Coppa Italia. Primo cambio per Pierluigi Bresciani, fuori l'autore del gol Felipe Fernandez, dentro Lorenzo Giovannetti. Cambio anche nel Forte, che ha inserito il giovanissimo Piercarlo Cacciaguerra, maglia numero 17, al posto di Andrea Borgo. Lo vedete lì con la maglia numero 17. Si gioca Ambrosio, cerca il colpo di genio dietro porta, Grimal ci mette la manona e la ferma lì sul primo palo. Torner, Cacciaguerra in verticale proprio per Ambrosio, chiuso da Nahera. Giovannetti, Compagno, sta salendo però il Forte. Giovannetti, non si capisce con Faccin, allora riprende la formazione campione d'Italia con Ipinasar. Torner, il movimento di Cacciaguerra davanti a lui. Torner prova ad andare, altro errore del 99, poi Ambrosio si butta a terra in tuffo e intercetta naturalmente in maniera irregolare la sfera. Intervento irregolare ma comunque importante, perché di fatto ha fermato una potenziale ripartenza lodigiana. Nahera per Faccin, che stavolta non trova il tiro, allora riparte Ambrosio. Occhio al Forte, Ambrosio cerca Ipinasar, in qualche modo si chiude, poi però Federico Ambrosio riesce a tornare sulla palla. Ipinasar per Torner, dalla distanza addosso a Giovannetti, che riparte. Altra conclusione un po' forzata di Torner, mentre il Forte sta salendo, anche perché sta salendo il suo campione lì davanti, Federico Ambrosio. Compagno dietro dal lontanissimo Giovannetti, ancora per Compagno, la grande risposta di Ignata. Bellissima trama Giovannetti Compagno, bellissima trama Giovannetti Compagno. Occhio a Torner, Grimal si salva. Nel frattempo è rientrato Borgo per far rifiatare proprio Fede Ambrosio. Bisogno di qualche minuto per recuperare. Due grandi occasioni però poco fa, una per Compagno, l'altra per Torner. Presenti i due fuori classe della porta, vale a dire Ricchignata e Valentin Grimal. Giovannetti, conclusione respinta, dentro anche l'altro Forte Marmino, Morgan Antonioni, eccolo qua al posto di Checco Compagno. Nahera, Ignata, in qualche modo poi il Forte che riesce a chiudere con Borgo. Ipinasar per Torner, che spesso alterna il suo ruolo da ultimo uomo in cabina di regia nel Forte, ha la pedina avanzata a fare un po' questo doppio ruolo. Lo stiamo vedendo spesso. Eric Torner, giocatore di un'intelligenza, di una classe sopraffina.
Borgo, Giovannetti su di lui, prova un difficile alza e schiaccia, Lodi lo costringe a rindietreggiare, Ipinasar dentro per Borgo, riparte in potenziale 2 contro 1, Giovannetti, Antonioni, Ignata, poi ancora Giovannetti, respinto il contropiede dei due Fortemarmini con Morgan Antonioni. Adesso ancora Lodi con Naghera, Giovannetti, Ipinasar ci mette una gran pezza e poi riparte il 3 contro 2, adesso è del Forte, Cacciaguerra dentro, si chiude il Lodi, adesso il Forte è ancora scoperto, a lungo ancora Lodi con Naghera e per poco Borgo che non rischia tantissimo, poi Ignata, si salva il Forte ma De Cerone allarga le braccia giustamente perché per poco non stava combinando una frittata. La formazione rossoblu che adesso però trova il gol con Francisco Ipinasar, il gol del pareggio dopo che il Lodi ha avuto una serie di occasioni clamorose nell'ultimo minuto, Antonioni e Naghera su tutte. È arrivata improvvisa questa conclusione di Cisco Ipinasar che vale il pareggio 1-1, dunque a metà ripresa il Forte, come avevamo detto, è una squadra esperta, matura, sorniona, ha rischiato più volte il 2-0 negli ultimi 2 minuti e poi con questa conclusione improvvisa di Ipinasar ha trovato il gol dell'1-1, tutto da rifare per il Lodi, partita che manco a dirlo è bellissima. Giovannetti, Antonioni, Giovannetti ancora per Morgan Antonioni, Ipinasar che aveva condannato l'anno scorso il Lodi all'eliminazione in Coppa Italia nella semifinale secca giocata proprio al Palaforte. Ipinasar nei supplementari a pochissimi secondi dai rigori realizzò con un tiro dalla media distanza sempre come quello di questa sera il gol del 3-2 che di fatto condannò il Lodi all'eliminazione e lanciò il Forte verso la conquista del trofeo. Fernandes che è rientrato per far rifiatare Faccin, Giovannetti ancora per Fernandes, Naghera, Fernandes attaccato da Ipinasar, Naghera, Antonioni, Naghera per Fernandes, ancora Pablo Naghera, l'accelerazione, la palla dentro e ancora Pipe gol, e ancora Pipe gol, sempre lui contro il Forte. 2-1 Lodi. Importantissimo il gol del raddoppio proprio dopo il pari di Ipinasar, che poteva essere psicologicamente un colpo pesante da digerire per i giallorossi, ma ancora Felipe Fernandes, 11 gol per lui in campionato, 11 gol per lui contro il Forte da quando è in Italia. Lo rivediamo qua, la giocata di Naghera, la palla sul secondo palo per Fernandes che proprio da quella posizione non poteva sbagliare, e allora Lodi che torna avanti. Qua intanto abbiamo appena rivisto il gol del pareggio di Ipinasar, durato di fatto meno di 2 minuti perché il Lodi ha ritrovato il 2-1, il gol del 2-1 con Fili Fernandes. Gol importantissimo che riporta avanti il Lodi, e dopo il time out rientra compagno tra i giallorossi al posto di Pablo Naghera, che era l'unico a non aver ancora rifiatato. Nel Forte doppio il cambio di De Cerone con Ambrosio e Diego Quereques che entrano al posto di Torner e Cacciaguerra. Ricordiamo ancora una volta, per chi
non ci avesse seguito dall'inizio, che Rick Torner ha avuto qualche problema di influenza, per questo non era partito nello starting five e per questo adesso Mirko De Gerone lo ha richiamato per farlo rifiatare un po', non evidentemente al meglio. Borgo 10:27 al termine della prima frazione, di una bellissima prima frazione tra queste due grandi squadre che certo non stanno deludendo le attese, pur essendo solo la prima partita del 2025. Antonioni, che come spesso è capitato in questi ultimi anni si prende cura di Fede Ambrosio, sono amici, sono stati compagni di squadra, per stazza e fisicità tocca a lui quando il bomberone italo-argentino si piazza nell'area lodigiana, andare a prendersene cura. Compagno sfrutta il blocco proprio di Antonioni, servito in questo momento Forte, che adesso aspetta sulla propria tre quarti. Giovannetti scivola mentre stava caricando il tiro in maniera un po' goffa ma certamente sfortunata. Occhio a la grande palla di Pinasar per Ambrosio, che per fortuna dei padroni di casa non ha controllato da par suo. Giovannetti, Compagno, Antonioni, ancora Antonioni per Compagno, il giro palla dei padroni di casa col Forte sempre ad attendere lì sulla tre quarti. Fernandes, Giovannetti, ci prova lui, c'era già il bastone di Felipe Fernandes in agguato, palla deviata, si riprenderà con una punizione in diretta in favore del Lodi, con Giovannetti, Compagno e Antonioni sul punto di battuto. Va Compagno sui parasticchi di Ambrosio, riparte, attenzione Kerekes, Grimaldi, Ambrosio, Grimaldi in qualche maniera ci ha messo probabilmente un pezzo di gambale anche sulla seconda conclusione di Vale Grimaldi, ma che rischio da una punizione per il Lodi. Siamo ritrovati a uomo contro Antonioni. Forte ha avuto la palla del pareggio con il ricciolino Diego Kerekes. Fernandes, Giovannetti braccato da Borgo. Giovannetti deve andare alla conclusione, lo fa, ma di fatto è un alleggerimento sugnata perché stavano per scadere i 45 secondi. E intanto arriva il secondo time out anche per Gigio Bresciani. Mancano 7 minuti e 56 secondi alla fine del primo tempo e i due tecnici hanno già esaurito i time out a loro disposizione in questo primo tempo, segno che evidentemente ci vogliono parlottare su, ridisegnare. Lodi secondo me fino a questo momento poco da rimproverarsi, fondamentale trovare il 2-1. Intanto diamo gli aggiornamenti dalle altre piste, perché come vi dicevo quest'ultima giornata è una giornata di verdetti e dunque una giornata fondamentale per soprattutto la qualificazione in Coppa Italia. E allora a Sarzana il Follonica l'ha ribaltata ed è avanti 2-1 sulla formazione di Sergio Festa, mentre a Valdagno, nel derbissimo Veneto, quello probabilmente più blasonato, il Valdagno sta vincendo 5-1 sul Bassano che era passato in vantaggio per primo. Il Valdagno ne ha messi già 5 e dunque questo è un risultato che naturalmente
fa molto piacere a Lodi, mentre il Novara ha pareggiato a Grosseto 1-1 e allora 0-0 invece tra Viareggio e Monza, ma occhio perché così facendo il Grosseto non è più così certo dell'ottavo posto e seguiremo anche quella situazione. Si è ripreso a giocare con Bozzetto dentro al posto di Fernandez nel Lodi, insieme a Antonioni, Giovannetti e compagno, che adesso parte come un treno, li fa fuori quasi tutti, non il solito Cisco Ipinazar, che poi prova la conclusione ribattuta da Giovannetti, la sfera resta lì, ancora Ipinazar, palla larga per fortuna di Grimalt. Nel frattempo il fratello di Cisco, Pato Ipinazar, è ancora in panchina, sempre col ghiaccio sulla guancia sinistra. Vediamo da questa posizione, evidentemente quel colpo fortuito preso all'inizio qualche problema gli sta dando, perché poi non è più riuscito a rientrare. Borgo, Bozzetto lo chiude, applausi di Gigio Bresciani per il giovane mancino vicentino, che ha bisogno tanto di fiducia, di episodi positivi nell'arco della partita che lo sblocchino. Qua occhio a Kerekes su un'altra grande palla di Cisco Ipinazar, poi va a commettere fallo il giovane giocatore rossoblu, è il quarto fallo di squadra del Forte, 2 ne ha commessi l'Amatori. A 6 minuti e mezzo dalla fine del primo tempo, con Lodi avanti 2-1, decide per ora la doppietta di Felipe Fernandez. Fuori Borgo, rientra Eric Torner, c'è bisogno ovviamente del suo fosforo per provare a riprendere questa super sfida. Ipinazar lo attacca alto, compagno gli soffia sfera con un fallo secondo Silecchia, fiscalino in questa circostanza. Kerekes, Torner, ancora per Cisco Ipinazar, Torner, la sua accelerazione su compagno, poi arriva l'ottima chiusura di Antonioni che gli mette il bastone, poi Torner va dritto su Antonioni. Qua poteva esserci il fallo, ma si gioca secondo gli arbitri. Bozzetto, scarico dietro per compagno, rientra intanto Nahera, rientrato intanto Nahera per Giovannetti nel Lodi. Nahera, compagno, Antonioni dentro a cercare Bozzetto, ha capito tutto Ambrosio, riparte un 3 contro 2 potenziale per il Forte. Ambrosio però sbaglia scelta, compagno chiude e poi riparte Pablo Nahera. Compagno, ancora Nahera, si torna addirittura da Grimalt che la mette lunga. Kerekes ha la meglio su compagno, poi palla per Torner, Nahera ci mette per la buona fortuna giallorossa il pattinone, perché c'era Ambrosio solissimo alle sue spalle. Sarebbe stata una minaccia non da poco per i giallorossi. Ipinazar, Torner attacca ancora compagno, lo costringe a indietreggiare, poi ancora Ipinazar da una posizione molto simile a quella dalla quale aveva trovato il gol dell'1-1. Stavolta finisce larga, sempre forte però con Ipinazar ancora una volta, che va via in mezzo a due a tutti e va a realizzare un grandissimo gol. 2-2 ancora Ipinazar, doppietta di Fernandez, doppietta di Ipinazar, ma che gran gol quello del difensore italo-argentino, che è partito in mezzo a 4 ed è arrivato in porta. Guardate qua, maglie giallorosse forse un po' troppo morbide, ma grande iniziativa personale di Francisco Ipinazar, che non è propriamente addetto a queste cose, o non lo sarebbe, ma che stasera al Palacastellotti
sta davvero rivelandosi un fattore anche in fase realizzativa. Occhio a Kerekes, Grimalt su un'invenzione di Ambrosio, forte, vedete che sembra vicino a capitolare. Lodi che sembra in controllo della partita e poi improvvisamente la squadra rossoblu esce come un felino davvero che sta sotto traccia, che sembra vicino a capitolare, ma poi trova il guizzo. L'ha trovato 2 volte in Pinazzare, addirittura poco fa Kerekes per poco non firma addirittura il vantaggio. Nájera, e allora ancora tutto da rifare per il Lodi in questa bellissima super sfida della 13ª giornata e ultima del girone di andata. Compagno forte, molto chiuso, occhio Ambrosio, lancia Torner la mette fuori solissimo, sciupa un'occasione colossale, ma quello che Lodi non deve fare assolutamente è commettere l'errore di andare a schiacciarsi troppo sulla 3/4, sulla limite dell'area rosso-blu, perché è quello che vuole il forte. Avete visto Ambrosio cos'è riuscito a fare con un tocco di prima. Compagno per Fernandes che è appena rientrato in pista al posto di Morgan Antonioni. Ambrosio va in mezzo a 2, commette fallo lui, secondo Silecchia, e allora palla di nuovo giallorossa. 2 minuti e mezzo al termine del primo tempo, 2-2 il punteggio. Fernandes, doppio scambio con Compagno. Nájera, Fernandes accelera, spazio, cerca dentro Bozzetto, forse poteva provare anche la conclusione il numero 9 portoghese. Kerekes lo chiude facile Compagno, poi scarica per Nájera. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti di primo tempo, rientra Ale Faccin per Liam Bozzetto. Lodi che torna di fatto con quello che è stato il suo starting 5, poi arriva il fischio di fronte a punire il 4º fallo di squadra dei padroni di casa. 5 ne ha commessi il forte. A pulire la visiera prima di questi ultimi 97 secondi di prima frazione. Ambrosio, scarico per Torner, tracciante a cercare Borgo, rientrato al posto di Kerekes per questi ultimi minuti. Altro fallo di Fernandes, stavolta contro su Borgo, e dunque parità anche nel conto dei falli di squadra. 5 per parte. Ambrosio, Borgo, ancora per Ambrosio, addomestica la sfera, poi prova un'invenzione. Si chiudono però davanti a lui 2 maglie giallorosse, vanno giù un paio di giocatori, lasciano giocare gli arbitri. Nájera si allarga sulla pressione di Torner, poi lo scarico per Faccin dietro porta. Siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo. Compagno, Lodi che avrà ancora una ventina di secondi per portare a termine l'azione d'attacco. Compagno, va dentro Fernandes. Compagno cerca sul secondo palo Faccin, di nuovo Compagno, 10 secondi però per andare al tiro. Compagno ha cercato di far carambolare la sfera addosso a Agnata per azzerare il cronometro dei 45, sfera che invece ha colpito il palo esterno, dunque torna nella disponibilità del forte con 30 secondi sul cronometro. La gestisce malissimo Borgo, però
Allora Faccin, vediamo se Lodi si costruisce un'ultima opportunità prima di tornare negli spogliatoi a pensarci su. Compagno, va giù Naghera, compagno però per Faccin, la grande risposta di Ignata, ma ora il 2 contro 1 forte. Tornare Ambrosio Grimalt a 7 secondi dalla fine. Torner, Naghera deve forzare, Torner lo mette giù, c'è il fallo di squadra contro il Forte, comunque importante perché stava per ripartire, anzi era già ripartito il contropiede solitario di Eric Torner. E poi suona la sirena che manda le due squadre negli spogliatoi dopo un bellissimo primo tempo che si chiude col risultato di 2-2. Alla doppietta di Fernandez ha risposto la doppietta di Francisco Ipinasar, tutto rimandato alla seconda frazione anche per quanto riguarda il discorso Coppa Italia, più che altro del Lodi. E dunque ci prendiamo anche noi qualche attimo di pausa e poi torniamo qui dal Palacastellotti per il secondo tempo di Lodi Forte.
Nuovamente collegati con il Palacastellotti di Lodi, stanno rientrando in pista l'Amatori Vasken Lodi e il Canniccia Motor Club Forte dei Marmi per il secondo tempo di questo big match della 13ª e ultima giornata del girone d'andata. 2-2 alla fine dei primi 25 minuti. Lodi avanti due volte con la doppietta di Felipe Fernandez, raggiunto però due volte da un'altra doppietta di Francisco Ipinazar. Un primo tempo nel quale la gara insomma ha rispecchiato quelle che erano un po' le attese iniziali, quindi con un Lodi più a fare la partita, più a macinare il suo solito gioco, un Forte sempre molto ordinato, molto solido in fase difensiva e poi pronto a ripartire in contropiede. Arma nel quale riesce a essere letale, ha avuto anche diverse occasioni perché spesso il Lodi ha messo là il Forte, ma poi ha rischiato inevitabilmente di scoprirsi un po', ed è una cosa alla quale i ragazzi di Bresciani dovranno sicuramente fare molta attenzione, e ha trovato i due guizzi di Pinazar, due gol, soprattutto il secondo veramente bellissimo, che ha portato al pareggio al termine della prima frazione. Sulle altre piste in questa giornata fondamentale per il tabellone della Coppa Italia, il Valdagno è avanti 5-2 sul Bassano, il Follonica sta vincendo 3-1 a Sarzana, 1-1 tra Grosseto e Novara, e il Monza che è in vantaggio per 2-1 a Viareggio. In questo momento, alla fine dei primi 25 minuti, Lodi che chiuderebbe il girone d'andata con questo risultato al quarto posto dietro al Follonica, ma davanti al Bassano che sta perdendo a Valdagno. Ma naturalmente le gare su tutte le piste sono ancora infinitamente lunghe. Si riparte con Grimalt, Nahera, Compagno, Antonioni e Nadini. Per il Lodi Davide Nadini, che è rimasto in panchina per tutto il primo tempo, una scelta che per certi versi ci ha anche un po' sorpreso, con Bresciani sempre abituato a ruotare fin dalla prima frazione tutti gli uomini, e invece lo vediamo in pista in questo momento. Dall'altra parte Gnata, Ipinazar, Borgo, Ambrosio e Torner. Ricordiamo Torner, qualche problema di influenza per lui, ma il Forte che ha avuto anche la tegola Pato Ipinazar, che è in panchina, ma lo vediamo anche con la giacchetta, uscito dopo un minuto per un colpo al volto. Intanto i falli di squadra sono per il Lodi già saliti a 7, perché nel giro di 19 secondi appena il Lodi ha commesso due falli, uno in attacco e quello che avete visto poc'anzi di Antonioni su Ambrosio, che ha rischiato qualcosa perché il numero 5, uno dei grandi ex della sfida, era lanciato verso la porta di Grimalt. Nahera, falli di squadra che dunque sono 7 per il Lodi e 6 invece per il Forte dei Marmi. Nadini si gira benissimo e la mette larga, non di molto, si è girato benissimo nello stretto, poi Compagno rasoterra Gnata. Attenzione che però Compagno chiede di fermare il gioco perché probabilmente ha colpito involontariamente nella caduta Torner. Si spiegano, i due ex compagni di squadra sono stati ex compagni sia a Lodi che a Forte, e sia a Lodi che a Forte quando hanno giocato insieme hanno vinto scudetto e Coppa Italia. Insomma, se qualcuno li prende fa doppietta, questo è il sunto. Nadini, Compagno, ancora Lodi che ha iniziato con il solito abbrivio anche questo secondo tempo. Antonioni, Compagno ci prova dalla sinistra, palla larga, poi la rimette dentro. Il primo è Nahera, ma scadono i 45 secondi per l'azione d'attacco dei padroni di casa. Allora palla riconquistata dal Forte con Federico Ambrosio. Poi altro fischio di Silecchia per far rettificare la posizione del punto di battuta, e si riprende con Ambrosio. Palla dentro per Ipinazar, chiude addirittura Grimalt, poi Nahera, Compagno.
va praticamente a sbattere su Ambrosio, la tiene viva Antonioni. Nájera 1-2 con compagno, si ritorna da Morgan Antonioni, carica la conclusione, non è niente male, la respinge per Ognata, sempre Lodi però in possesso ancora con Pablo Nájera, va via Borgo, poi arriva il raddoppio di Pinazar che sta giocando una partita davvero notevole ancora una volta. Compagno, questa era una palla a cercare Nadini, in realtà si chiude il Forte e poi riparte con Borgo, conclusione dalla destra, respinta, Nadini lo sposta regolarmente, riconquista palla, è entrato bene Davide Nadini che adesso riceve, va in area, rigore per il fallo di Pinazar che aggancia Nadini, cartellino blu, occhio dunque, situazione importante della partita. Rigore per i padroni di casa, procurato da Davide Nadini che, come avevamo detto, è entrato decisamente bene. Ed entra per la trasformazione Alessandro Faccin, lo specialista in casa giallorossa, proprio al posto di Davide Nadini. Dentro anche Fernandez al posto di Antonioni, parte Faccin, Ale Faccin, sono 5 su 5 dal dischetto, sono 12 in campionato. Il Lodi torna avanti per la terza volta, ancora infallibile dal dischetto Alessandro Faccin, 5 su 5 in campionato per lui. E rientrano Antonioni e Nadini che erano usciti per la trasformazione del rigore. Dunque per la terza volta il Lodi torna avanti, stavolta col rigore di Alessandro Faccin, procurato da Davide Nadini, che ha avuto un ottimo impatto sulla partita in questo avvio di secondo tempo. Vediamo adesso però la reazione del Forte con Ambrosio chiuso dietro porta da Nájera. Nájera accelera lo spagnolo, poi Compagno dietro la gabbia di Richignata, lo guarda Torner, va via Compagno che poi non riesce a trovare lo spazio però per andare al tiro, e allora riparte dietro da Davide Nadini. 10 secondi per portare a termine l'azione d'attacco per i padroni di casa. Ci prova Nájera dentro per Nadini, la sua girata trova il pattino di Borgo, si impenna, finisce alta. Sono applausi comunque per l'attaccante emiliano, è entrato davvero molto bene in questo secondo tempo. Non torna la pallina dalla curva del Forte, mentre abbiamo rivisto il rigore rasoterra di Ale Faccin. Si riprende ancora Nadini, girata respinta sullo scadere però dei 45 secondi. Riparte il Forte con Borgo dentro cacciaguerra per dopo il blu ai Pinazar, che priva il Forte di un'altra pedina indubbiamente fondamentale, ma qua Ambrosio inventa per Borgo che trova il rasoterra debole ma tra una selva di gambe, poi la spinta di Ambrosio su Antonioni che non mi pare sia stata punita con il fallo di squadra. Silecchia però ha fermato il gioco.
Riparte il Lodi con Nájera, Compagno. Antonioni, il diagonale stavolta dalla destra, ancora Agnata a respingere. Nájera, poi vola Borgo, blocco irregolare di Nadini, ottavo fallo di squadra del Forte che perde una brutta palla in uscita. Compagno, Nadini, Davide, il Pantheron, Nadini, che secondo tempo di Davide Nadini, la palla di Compagno, la conclusione potente da posizione centrale di Davide Nadini, il gol del 4-2, pesantissimo. Vediamo se il buon Franceschito Rizza riesce a riproporcelo subito. Eccolo qua, la palla di Compagno, la bomba centrale di Davide Nadini che non lascia scampo a Richignata stavolta. 4-2 dunque, Lodi mette il doppio vantaggio tra sé e il Forte con un gol strameritato per l'attaccante emiliano, il sesto gol per lui in questo campionato. Era rimasto in panchina per tutto il primo tempo, è entrato e in 5 minuti scarsi ha fatto veramente fuoco e fiamme, procurandosi il rigore del 3-2, poi realizzando il 4-2. Ancora Nadini, qua cerca Compagno, lo intercetta per un attimo Cacciaguerra, poi Compagno in mezzo a due, arriva Ambrosio, De Cerone vuole un time out, ma prima seguiamo l'azione di Cacciaguerra che va giù in area e per Silecchia è rigore. Le proteste di un inferocito Gigio Bresciani, perché sembrava già in caduta il giovane rossoblu. Lo rivediamo, forse abbiamo rivisto, lo rivediamo qua, non sembrava esserci granché. Per Silecchia è rigore, sarà dunque rigore per il Forte. Prima però il time out per la panchina rossoblu. Prima però il time out esaurito in questo momento e allora va Eric Torner dal dischetto contro Vale Grimalt per provare a riportare i suoi a -1. Torner contro Grimalt, fischia a fronte, Torner la mette sotto l'incrocio, rigore perfetto e allora il Forte si rifà sotto 4-3 con il rigore di Eric Torner, rigore un po' generoso fischiato dal signor Silecchia. Qua subito Compagno che poi va via a tutti. Compagno, Gnata, un miracolo soprattutto sul tap-in del 77 che aveva fatto un'altra superazione. Ancora Compagno mentre volano per terra un paio di giocatori nell'area, ma si gioca. Antonioni, Nájera, Compagno, 18:40 da giocare, praticamente un'eternità in una sfida bellissima che Lodi sta conducendo. 4-3. Antonioni,
Nahera prova l'alza e schiaccia, difficile, che termina larga. Ancora Nahera, Nadini in mezzo a 4 maglie bianche, lo scarico dietro per Compagno, accelera Compagno, arriva fino da Gnata che un po' gliela sporca, lo scarico per Nahera, poi Antonioni, Lodi che continua a manovrare, pronti intanto al cancelletto del cambio per De Gerone, sia Borgo che Quereques. Torner se la allunga, Nahera riesce a soffiargliela, poi lo scarico dietro per Compagno. Nahera, Nadini, Antonioni, va via benissimo Antonioni, poi Gnata chiude ancora lo specchio, grande azione qua di Antonioni. Torner dall'altra parte, Compagno proprio per Antonioni che patina veloce, c'è solo Nahera sul secondo palo, Gnata si salva con un miracolo, occhio Ambrosio dall'altra parte che la mette larga, adesso un paio di coast to coast da una parte e dall'altra, spettacolo assoluto al Palacastellotti. Cosa ha preso Gnata qua? Ambrosio Grimal 2 volte su Torner, mamma mia che brividi da una parte e dall'altra. Antonioni, è rientrato Faccin per Nadini e sono pronti anche Fernandez e Giovannetti. Tiro troppo debole qua di Faccin, arriva Nahera come un treno a soffiare sfera, poi Compagno ma si chiude il forte che adesso prova a rallentare un attimo l'azione. Quereques appena entrato, c'entra Compagno, palla resta lì, ancora il numero 7 in maglia bianca, i Pinazar, sono usciti Ambrosio e Cacciaguerra, sono rientrati Quereques e Borgo. Palla dentro con Borgo in agguato, il fischio di fronte, fuori Antonioni, dentro Fernandez, pronto anche Checco a uscire, entra Giovannetti al suo posto, quindi Nahera, Fernandez, Giovannetti e Faccin, così ha ridisegnato l'Amatori Gigio Bresciani dopo, nel corso del 10° minuto di questo secondo tempo, di una partita che a livello di spettacolo e intensità è veramente straordinaria. Intanto dalle altre piste il Bassano, che era sotto 5-1 a Valdagno, si è portato sul 5-5, risultato pericoloso questo ovviamente per il Lodi, che ricordiamo il Bassano è una delle 2 squadre con cui l'Amatori si gioca la posizione in Coppa Italia, l'altra è il Follonica che però sta vincendo 4-1 a Sarzana, dunque ha la situazione abbastanza in controllo in questo momento. Con questi risultati il Lodi sarebbe terzo, ma occhio al Bassano che è la squadra che l'Amatori diciamo deve tenere più in considerazione, perché in caso di arrivo a pari a 3 il Lodi da terzo si ritroverebbe quinto, esattamente come ha cominciato questa 13ª giornata. Nahera, manca ancora una vita però Fernandez, Giovannetti, Nahera, Faccin, Nahera, Fernandez, per Nahera che rischia, Torner si lancia sul contatto con Nahera, vediamo Silecchia cosa decide, credo rifili un giallo per simulazione a Torner.
e quindi diventa il nono fallo di squadra del Forte. Lo rivediamo, Nahera aveva perso la palla evidentemente, Turner è ripartito, non può smaterializzarsi chiaramente Nahera, credo che è quello che stia cercando di dire al suo eminente connazionale. Silecchia ha optato per il giallo a Turner, che reo, secondo il direttore di gara di Giovinazzo, di avere cercato il contatto più che averlo subito. Dunque diventano 9 i falli di squadra del Forte. Al prossimo il Lodi potrà andare dal dischetto, ma occhio perché anche i padroni di casa sono lì, perché sono 8 falli, dunque tutto davvero è ancora possibile anche con questa variabile. Nahera, Giovannetti, Fernandez, Nahera ancora per Giovannetti, Faccin appostato dietro la porta di Ignata. Faccin rischia qualcosa, Borgo intercetta, poi torna Ale Faccin sulla sfera, 5 secondi per andare al tiro, lo deve fare proprio Faccin, diagonale respinto da Ignata, poi la conclusione di Fernandez che termina altissima sopra la traversa versiliese. Borgo pronto a rientrare, Ambrosio nel Forte con Giovannetti e Fernandez qua che si ostacolano un po'. Faccin per Giovannetti, Fernandez, Faccin, Giovannetti va a farsi largo in area, tiene palla però Ale Faccin, riparte da Nahera, ancora scambio tra i due, 8 secondi per andare al tiro, Nahera alla porta, prova a liberarsi di Kerekes, cerca Giovannetti, poi chiude i Pinasar, riparte il Forte, occhio che c'è Turner solissimo dall'altra parte, rientra Giovannetti a tappare quel buco. Giovannetti che 2 stagioni fa, nel 22-23, aveva deciso la sfida di semifinale playoff proprio contro il suo Forte dei Marmi con una doppietta, quella che rimane l'ultima vittoria del Lodi a Forte, scusate, l'Amatori a Lodi contro il Forte. Fernandez, conclusione respinta, Giovannetti la tiene viva, ancora il portoghese per Faccin. Giovannetti, Forte che aspetta sulla propria tre quarti, veramente Forte che, come ho detto prima, De Gerone ha dovuto ricorrere anche a 2 ragazzi del settore giovanile. Qua Fernandez si radica palla e Pinasar, poi serve Giovannetti, palo e poi ancora Pipe gol, sempre lui contro il Forte, 12 in 17 partite al Forte, tripletta stasera, 12 in campionato, il Lodi torna a +2. Al 13° minuto il gol, il terzo dell'attaccante portoghese. Aveva iniziato il campionato con una tripletta a Viareggio, inizia il 2025 con una tripletta al Forte, se possibile ancora più pesante naturalmente se il Lodi dovesse portare a casa questa partita. Pipe Fernandez, Faccin, 5-3 Lodi dunque.
ma ancora 11 minuti e 15 secondi da giocare, una gara che continua a essere bellissima, importante adesso aver rimesso 2 gol di vantaggio tra sé e i rossoblù, col tabellone dei falli che dice Forte a 9 e Lodi a 8. Qua Fernandez va a lottare ancora come un leone, una palla sullo 0 dei 45 secondi. Ambrosio, Ipinazar, Ambrosio che è rientrato con Kerekes come anticipato per dare qualche minuto di riposo a Eric Torner, che ricordiamo è reduce da un attacco influenzale, dunque non al meglio, anche se in pista si è visto poco, diciamo così, questa sua problematica. Ipinazar, Ambrosio, Ipinazar cerca Borgo, Grimaldi chiude, poi Ambrosio fuori, ma Forte che vedete continua a essere pericolosissimo non appena arriva dalle parti del portiere argentino, e poi arriva il gol di Lorenzo Jovan Party, Giovannetti sull'ennesima invenzione di Pablo Naguera, il gol dell'ex, il gol del 6-3, un gol questo sì che può essere pesante come un macigno. Il grande assist di Giovannetti, Naguera sul secondo palo, pescato perfettamente Giovannetti, e dunque Lodi va a +3 a 10 minuti dal termine della gara. 6-3 il parziale. Forte che adesso può accusare non solo psicologicamente questo 1-2 micidiale dei giallorossi con Fernandez e Giovannetti, ma anche la stanchezza per la rosa corta, resa ulteriormente corta dall'infortunio di Pato Ipinazar, che è rimasto fuori praticamente per tutta la partita. Sisco Ipinazar che nel primo tempo ha tenuto in piedi i suoi con la doppietta. Kerekes, ancora Ipinazar per Borgo, anzi scusate, per Cacciaguerra. Kerekes, Ambrosio, smanaccia Grimalt, poi il fischio di Silecchia che restituisce palla al Forte, pronto a rientrare Morgan Antonioni. Lottano Giovannetti e Cacciaguerra, il fischio di Silecchia per dare un palla a 2, rientra proprio Antonioni al posto di Giovannetti, pronto anche Bozzetto al cancelletto del cambio. Faccin, Naguera, Antonioni per Faccin, Naguera, Lodi che gioca con maggior sicurezza naturalmente adesso con i 3 gol di vantaggio che contro il Forte non possono mai essere una sicurezza, ma certamente sono un bel mattoncino. Occhio a Naguera che lascia lì Ipinazar, poi però arriva praticamente imboccagnato. Antonioni, lo scarico per Fernandez, esce un applauditissimo Pablo Naguera dentro compagno.
e poi time out, forte time out per la panchina di Mirko De Gerone. A 7:34 dal termine della gara, il Lodi avanti 6-3 sulle altre piste. Il Follonica avanti, è sempre avanti 4-2 a Sarzana. Intanto rivediamo un po' di highlights di questa ripresa. L'ultimo gol di Giovannetti, sempre 5-5 invece al Palalido tra Valdagno e Bassano nel derbissimo vicentino, col Bassano che era in vantaggio, aveva sbloccato per primo la partita ma poi si è ritrovato sotto 5-1. Si riprende dentro di nuovo Borgo e Torner nel forte. Fernandez dopo la palla recuperata da Compagno, si chiude in qualche modo la difesa rossoblù ma poi la lascia lì. Fernandez non riesce a trovare il tempo per servire Compagno che era solissimo ad aspettare palla per battere a rete sul secondo palo. Borgo chiuso da Faccin, poi recupera bene Borgo, Ambrosio, Torner, Antonioni capisce tutto. Naturalmente il forte adesso cominciano a calare un po' le energie fisiche, quindi può subentrare anche un po' di scarsa lucidità, ma ci prova comunque con l'orgoglio dello squadrone ferito. Ambrosio, una sassata che termina larga di pochissimo dai pali della porta di Grimalt. Time out per Gigio Bresciani che qua voleva subito un'aggressione sul tiro dalla distanza di Ambrosio. 6 minuti e 41 ancora da giocare. Con Lodi avanti per 6-3. Si torna in pista dopo il primo time out di questa ripresa da parte della panchina lodigiana. 6:41 da giocare, Lodi avanti 6-3 con 8 falli a carico, 9 per il forte. Antonioni, Compagno ha già tagliato Fernandez, Compagno però intelligentemente la tiene. Lodi può giocare anche un po' col cronometro in questi ultimi 6 minuti e mezzo, avanti di 3 reti, e lasciare che sia il forte a uscire a prenderla. Compagno, Antonioni per Faccin, Fernandez, Faccin, scadono i 45 secondi. Allora palla riconquistata dai rossoblù. Torner, Borgo cerca Torner, trova però Faccin che come al solito si adopera con un lavoro preziosissimo anche in fase di ripiegamento dentro Bozzetto al posto di Fernandez. Eccolo Bozzetto attaccato da Cacciaguerra, raddoppiato da Borgo. Il fischio di fronte per la palla riconsegnata ai rossoblù. Ambrosio,
Va via compagno Ambrosio, arriva quasi dalle parti di Grimalt ma non riesce a trovare il tempo per la battuta. Poi palla persa in uscita dai giallorossi, Bresciani chiama a testa su quella gestione di palla. Poi arriva il nono fallo di compagno, che sembrava più uno scontro fortuito con Ambrosio, ma comunque 9 pari. Allora il conto dei falli, il prossimo sarà in ogni caso un tiro diretto o per l'una e per l'altra squadra. Cacciaguerra, cerca Borgo, chiuso Torner per i Pinasar, appena rientrato al posto di Ambrosio. Ancora Torner, due maglie giallorosse davanti a lui, sempre Torner per i Pinasar, che carica ancora il tiro e di fatto restituisce palla a Torner. Mancano però solo 3 secondi per l'azione d'attacco del Forte, che si spegne su Grimalt. Riparte Antonioni, Bozzetto, Compagno, Compagno. Adesso il Forte fa inevitabilmente più fatica ad andare a pressare i giallorossi. 3:39 alla fine, qua Torner su Antonioni. Compagno riconquista un'altra pallina, poi i Pinasar, Torner, rientrato anche Ambrosio, cercato subito dal 99 i Pinasar. Torner, Forte che davvero non molla fino alla fine. Compagno, si propone Antonioni, cerca ancora Compagno, chiude Pinasar, riparte ancora il Forte con Torner, chiude però Grimalt. 2:46 al termine. Borgo, i Pinasar per Torner, Grimalt ancora 2 volte a negare la doppietta all'ex giallorosso. Riparte ancora il Forte che le sta tentando tutte in questo ultimo scampolo di partita, nonostante lo svantaggio pesante di 3 reti. Intanto time out, l'ultimo della partita per Gigio Bresciani a 2:12 dal termine della gara. Sempre 6-3 Lodi, mentre dalle altre piste 4-2 il Follonica a Sarzana, con 3 minuti poco più da giocare, quindi col Follonica abbastanza in controllo, anche se non si può mai dire. 5-5 sempre nel derbissimo tra Valdagno e Bassano, anche lì con circa 3 minuti da giocare il Grosseto è avanti 3-2 sul Novara. Questo vorrebbe dire Grosseto ottavo e dunque dentro in Coppa Italia. Monza avanti 3-1 a Viareggio e dunque continua il momento, la stagione brillantissima della formazione brianzola.
si riprende a giocare con i Pinasar, che arriva ancora davanti a Grimald, che respinge, poi Ambrosio ci prova in tutti i modi, si lotta come leoni. Fronte arriva per tenere calmi gli animi, per dire ho visto tutto. Ambrosio per Borgo, che la mette larga, Forte che complice naturalmente un Amatori che un pochino sta rifiatando in questi ultimi minuti dopo un super secondo tempo che ha coronato una super partita. Forte di occasioni qui ne ha avute parecchie. Rientra Nájera per Bozzetto e Fernandez per Faccin a poco più di 100 secondi dal termine di questa sfida, che Lodi sta conducendo per 6-3, che ricordiamo bisognerà tenere presenti anche gli altri risultati. I Pinasar, Torner dalla distanza, ancora Grimald che negli ultimi 2 minuti più di un intervento l'ha dovuto fare. Nájera, Forte adesso è scoperto, Compagno ancora dietro porta da Nájera per Compagno, arriva Borgo prima di lui. I Pinasar per Borgo, conclusione respinta da Antonioni. Intanto è finita a Valdagno, 5-5 il derbissimo tra Valdagno e Bassano. Qua Antonioni per Fernandez, che poteva andare di poker ma Gnata gli ha detto di no. Sciarpata del Palacastellotti. Dicevo, è finita a Valdagno 5-5. Questo è un risultato che fa felice l'Amatori, perché così facendo finisce terzo il girone d'andata, il che vuol dire quarto di finale in casa contro il Valdagno, che chiude sesto, mentre scorrono gli ultimi 20 secondi di partita col giropalla del Lodi. Dieci secondi alla fine, che ecco Compagno sull'ultima pallina, la lascia lì perché finisce qua. Un grandissimo Amatori batte il Forte, lo costringe alla seconda sconfitta di questo campionato, vince 6-3 e dunque centra la serata perfetta, perché batte il Forte, torna a -1 dai rossoblù in chiave secondo posto, questo per la classifica generale, e soprattutto grazie anche al pareggio del Valdagno col Bassano chiude terzo il girone d'andata, che vuol dire quarto di finale in casa, ed è importantissimo, e sfida contro il Valdagno in Coppa Italia, ma di questo avremo tempo per parlare e pensarci. Intanto resta la grande vittoria del Lodi sul Forte nel primo tempo, doppietta di Fernandez sempre ripresa dalla doppietta di Pinasar, nella ripresa un grande avvio con il rigore di Faccin, il 4-2 di Nadini, il rigore di Torner che riporta sotto il Forte, ma poi ancora Fernandez, assoluto mattatore della serata, e Giovannetti per il 6-3 finale. Le squadre si salutano, è stato un grande spettacolo. Se comincia così il 2025, ragazzi, ci sarà da divertirci. Da parte di Stefano Blanchetti grazie, ringrazio naturalmente la regia, stasera un po' disco music anche di Francesco Rizza. Noi ci vediamo settimana prossima, perché inizia già il girone di ritorno e saremo ancora qua per Lodi Viareggio. Grazie a tutti e buona serata.